Piave, il locale pubblico che in via Piave aveva ereditato l'esperienza del Grand Central, ha chiuso. Eh sì, questa volta essere inaugurata non è un'apertura ma una chiusura. E l'idea naturalmente in chiave ironica dei ragazzi del laboratorio climatico Pandora, che con autorità cartonate e una standing ovation dei traguardi non raggiunti dalla politica hanno deciso, per così dire, di festeggiare satiricamente la chiusura definitiva del locale aperto nel 2019, che negli anni ha visto un susseguirsi di varie gestioni. E proprio ricordando questi eventi, i membri del collettivo mestrino hanno simbolicamente tagliato di nuovo il nastro di un locale completamente vuoto, con tanto di striscione, con scritto "Nuovo buco nero di Mestre". Sui cartonati i volti del sindaco Brugnaro, dell'assessore Venturini e del senatore Speranzon. È motivo di vanto per la nostra amministrazione poter condividere con voi i nostri successi, che non sono altro che la testimonianza effettiva di tutti i nostri sforzi per dare vita e riqualificare quest'area, come il locale che vedete alle nostre spalle. Ah, no, hanno spiegato ironicamente i manifestanti, che poi seriamente dicono: la nostra ironia può far ridere, ma questo è un momento di grande tristezza. La politica vuole trasformare Mestre in una città per studenti facoltosi, turisti, eliminando i servizi fondamentali, chiudendo gli ospedali, abolendo il verde pubblico. È una città, concludono, che vuole investire nel privato.